certo. Non per il fatto che Allora, sempre, qui non c'è un cantante comune, qui non c'è un artista comune, ma c'è una Comunale. nomination ai David di Donatello, ed è una roba, insomma, è una roba bellissima che succede anche questo a Napoli, insomma. sì, hai visto? Sì, Hai visto succede che anche bello, questo. che Franco, bello, ti che volevo presentare Gino Da Vinci, il maestro. sì. Ciao amore, grande, ciao amore grande, mio. grande, Ciao, grande, grande, amore. grande. Fra me e Franco Ricciardi c'è un amore da 30 anni. Ma lo sapete, io sono un fan, sono un grande estimatore di Gino, Come me. ma vero, io lo adoro, ringrazio. perché mi piace, perché è verace. Lo dicemmo l'altra volta, ti ricordi? E lo dicemmo l'altra volta. Allora, in questo tempo che ringrazio, passiamo Franco. insieme, innanzitutto parliamo del disco di Figli e Figliastre e poi insomma faremo un po' di giochi, perché Ma insomma, come no? Vai. a me mi piace giocare. Come no? Io Però ci sto. parliamo un attimo, partiamo dal disco che è in uscita, insomma, il disco uscito ormai, cosa Esatto. importante, Figli e Figliastre. Figli e figliastri, sì. Figli e figliastri sono 14 tracce. Sì. Figli e figliastri, semplice fatto perché è una fotografia sul mondo Sì. proprio di oggi, insomma. Viviamo nel mondo dei figli e figliastri. Sì. Io sono stato vittima un po' del figlio e figliastri, Eh. però bisogna capire sempre da dove guardi, perché a volte possono essere figliastri e a volte E a anche volte, figli. certo, Dipende da dove mi guardi. Ma questo- Io da come mi guardo, mi Sì. sento più figliastro. Ma sai che questo vale per tutto, insomma, dipende sempre da dove, dove guardi, da sempre- dove ti guardi, da come ti guardi. no? Esatto, anche il fatto del nord e del sud. Ma anche la semplice storia della fisicità, che a volte ti vedi magro e a volte ti vedi grasso, dipende da dove ti guardi, da come Esatto, ti guardi. esatto. E ci sono specchi che fanno miracoli. Bravo. A casa vedranno lo specchio non lo però. Non lo tengo proprio. Questo è. Senti, ma parliamo un attimo di Napoli, perché insomma c'è qualcuno che dice che attraverso la musica tu ti stia allontanando dalla musica popolare napoletana, quella classica, neomelodica, invece io penso proprio il contrario. No, assolutamente, io mi sto avvicinando. Moltissimo. Ancora di più mi sto avvicinando. Ancora di più. Con una nuova coscienza. Allora ho però. ragione. Sì, E parlami perdona. di questa coscienza, perché mi No, ma è incuriosisce. un voler esprimermi come voglio, senza vincoli, Sì. perché è arrivato un momento che me ne sto iniziando a fregare anche dei network, Certo. che poi alla fine hai visto, arrivano Arrivano a te. arrivano notizie bellissime. Certo, senza- arrivano comunque hai a te, capito? da altre parti, no? Questo è stato, insomma, libertà di espressione, libertà di linguaggio. Sì. E io voglio, esempio, quando mi esprimo in napoletano riesco a dare dei concetti, insomma, a spiegare dei concetti che diventano più forti, più di stomaco, se li dici in dialetto napoletano. E lo faccio, ma anche cantando anche in madrelingua, perché Certo. a me fa piacere, perché alla fine io sono convinto che la napoletanità sta angando la nostra. bravo, Poi potremmo bravo. cantare napolitano, Bravo, potremmo cantare francese, si sa, insomma, che tu È qua. arrivi È da tutto Napoli, qua. però è un grande piacere, è un grande onore questa Senti, cosa qua. ne ho già parlato di questa cosa perché un po' prima dell'uscita del disco, sulla tua pagina Facebook, lessi un tuo post che mi colpì moltissimo ed era credo pochi giorni prima dell'uscita. E tu scrivevi, io insomma non dormo la notte perché ogni volta che esce un disco io non so se ho fatto bene, se ho fatto male, se la musica che ho fatto piacerà soltanto a me, se sto cambiando completamente percorso, se sto sbagliando tutte cose. Ora volevo chiederti, hai cominciato a dormire tranquillo? Cioè le risposte, Sì, sono avevi ragione, avevi No, torto? ho avuto ragione per il semplice fatto perché ho colpito al bersaglio che io mi so prefisso, insomma, perché questo disco è un contenitore che ci sono un po', cioè, ritrovi un po' tutte le sfaccettature di Ricciardi, inteso. Sì. Non voglio parlare in terza persona, ma è brutto a parlare in terza Brutto, persona. sì, lo so. Bruttissimo. Però insomma c'è Franco Ricciardi C'è- con tante angolazioni esatto, e tante esatto. parti. C'è tutto, ecco. insomma, c'è la melodia, ci sono gli incontri per quanto riguarda i confronti che ho fatto con gli altri generi. E lì questo qua è un disco senza barriere, hai capito? Sono stato Ma io libero. credo che questa è la tua vera identità. Io Identità, credo che bravo. questo genere solo tu lo puoi fare in Campania e credo che lo fai benissimo da moltissimi anni e mi fa piacere perché comunque è arrivata con una canzone che parla di Napoli, a verità è arrivata ai mass media, per cui è bellissimo questo fatto. A parte l'affetto che provo per te, però aggiungo questo.
È stata veramente una grande soddisfazione questa cosa, perché proprio lunedì mattina mi arriva la telefonata da Marco Manetti, che mi ha chiamato subito prima di entrare, e mi dice: Franco, sei stato nominato. Io pensavo a Grande Fratello. No, invece no. Invece no. David di Donatello. Allora, per chi non lo sapesse ancora, questa canzone sta in un film che si chiama Song in Apple, che tra l'altro dopo l'uscita, come si vede il successo di un film, da quante sale cinematografiche cominciano a proiettare quel film. È partito in sordina, purtroppo, come tutte le cose che raccontano di Napoli, e poi in ogni città d'Italia c'è adesso una sala che proietta Song in Napoli, quindi siamo veramente contenti. Senti un po', con il tu hai... parola poi. No, però io la cosa che io adoro di questo film, lo dico a squarciagola, per il semplice fatto perché finalmente raccontano Napoli senza barriere, senza mettere in mano annanza. Bravo. Sono dovuti venire questi qua da Roma per poterla ma è sempre raccontare. così. Però è così, sai perché? Perché loro la guardano con l'occhio del turista. Molto bene. Hai capito? Loro molto si bene. sono venuti a vedere Napoli, ad esempio, loro hanno scoperto una cosa che non sapeva. Il purpet come si chiama? Come si chiama? In Davigna Secca, che fa i purpetter in Davigna Secca. Esatto, È una cosa che mi dispiace che hanno scoperto adesso, Franco Ricciardi rapper. Allora, Franco Ricciardi rapper lo è stato nel 1982, 83, 84, poi venne Non Malassà. Io incontrai Franco Ricciardi in galleria e questa cosa me la sono conservata perché sapevo che venivi, per cui io incontrai Ricciardi nell'84 in galleria, eravamo amici come lo siamo oggi, sempre grande affetto. bene, Dissi Franco, certo, Bello. a Ble. Io dissi Franco, ascolta, tu hai una voce particolare, è vero, forse sei avanti di 15 anni, 20 anni, e così è successo, forse anche dopo 30 anni, che oggi si apprezza il rapper. Però ti dico una cosa, con la tua voce particolare, se canti napoletano, farai una voragine a Napoli. Lui mi disse, anche mio padre, mi dicesti questa parola, anche mio padre mi ha detto questo prima di salutarmi. Ecco, salutarmi nel senso... E ha fatto una grande... E non è bello parlare di voragini a Napoli perché siamo pieni, però voglio dire, Scassam rota una continuazione. Però voragine ho artistica. ho capito il senso. Senti, allora, per fare la musica che fa oggi Franco Ricciardi dopo tantissimi anni di carriera, devi avere un talento che è molto spugna. Ora, quando sei molto spugna, recepisci, ecco, assimili anche il brutto, eppure puzza arrivano... ma tu... Sì, volevo sapere... Spugna e devi recepire, volevo sapere di Napoli, questa spugna, che cosa ha recepito di veramente orribile secondo te in questo momento? Ma io ti dico la verità, di orribile niente, perché io riesco a far diventare bello anche l'orribile, come la percepisco, dico, le cose che mi arrivano, seppure sono orribili, io cerco di farle diventare sempre più leggere. Appunto perché in tutto, anche nel brutto, se riesci c'è il bello, se riesci a vedere anche in tutto, insomma, c'è la parte, anche una persona brutta, una persona che tu sai che quello che ti voglio dire è la persona più brutta del mondo, ma sicuramente se riesci a vedere bene ci sarà un lato positivo. Io cerco di guardare sempre quello. Devi essere ben predisposto, però è un po' la storia del Namyo Rengekyo dei buddisti, è una roba difficile. Ma io adoro il buddismo. Lo so, ma questo è il concetto. Ma il buddismo lo adoro per il semplice fatto perché il buddismo credono nelle proprie forze, capacità, e io tutto parte mi da trovo noi. d'accordo in questa Tutto cosa, parte da noi. Sì, parte da noi anche per il fatto del positivo e il negativo. Ti è mai successo, parlo al pubblico intero, quando esempio vi viene una cosa brutta e sembra che tutte le cose sono brutte, pure che mo sono trasferito in Darota, non è vero, siete voi che state in Darota, perché dopo poco tempo all'improvviso sembra che svanisce tutto quanto, ma perché nel nostro io è svanito tutto quanto. Noi siamo il positivo e il negativo di noi stessi. Io sono positivo sempre, insomma, seppure che devo dire, arriva a cambiare che è scaduto, dico, sicuramente ci sarà. Io credo che Franco la sensazione personale, la sensazione delle sue corde riesce ad emettersi, diciamo, fuori ed andare a colpire la pelle della gente. Io credo che le sue sensazioni delle corde vocali arrivi alla gente come un fatto di pelle. Ma quella la musica è un fatto epidermico. Bravo. Sì, ma la musica sono d'accordo. Però io dico nell'estro artistico, nell'estro personale, nell'estro fisico, cioè le corde vocali
le corde vocali sono un estro fisico. Hai capito un po'? Certo. Estra qua, Ma guarda che Gino ti sorprende. Estra, ma fa che mo ce ne amma via due. No, Senti, no, anche perché scusate che ore sono, 6 minuti dopo mezzogiorno, no, c'è il tempo. Soltanto una cosa ti volevo chiedere, visto che hai citato tu i network, insomma tutte quelle cose là, no? Sì. Che poi insomma devo essere sincero, ma mi passano, insomma. Ti passano, questo volevo sapere. Qualcuno ti passa. Sì, no, perché secondo me adesso stai facendo una musica che per usare un gergo radiofonico, insomma sarebbe l'ideale per le playlist radiofoniche, no? Sì. Per la famosa rotation, l'alta rotation. C'è vari radio, vari network stanno passando e vari fanno, sai, non siamo in linea. Sì, ma c'è ancora quella storia della canzone napoletana che non ci capiscono, cioè che tu canti in napoletano troppo stretto. No, fortunatamente no, poi questa no. parte sta iniziando. No, è brutto. Grazie Hai fornuto anche. no, lo chiedo a te che sei quello secondo me più... sta un po' terminando. Cioè quelle rispostine del cazzo al telefono, esatto. no? E questa musica non si capisce, sono No, finite? grazie anche a alle nuove generazioni. Voi Rocco Hunt vince a Sanremo, Clementino, la stessa cosa. Insomma, stanno iniziando ad aprire di nuovo sta musica nera e napolitana. Sta musica nera e Ma napoletana. io sono del parere che la musica italiana per eccellenza nel mondo È la musica napoletana. è la musica napoletana. Allora, adesso facciamo una cosa. Tra poco faccio fare il matrimonio a Franco Ricciardi, che devo spiegare, perché con lui, tra l'altro con te è partita la storia Ropulman, che guarda ha creato duelli e lotte infinite. Ma ti ricordi? Mettimi a me in Coppo Pullman. Ma non hai idea che cosa è successo poi dopo in Coppa sti Pullman, tant'è Perché che poi... non mi si Coppo Pullman, mi sembrava la commedia di Nanni Loi, tu dici? No, del grande Edoardo. Niente Marindi. Perché non mi mettere Coppo Presepe? Ti piace un presepe? Allora facciamo il matrimonio, ma poi facciamo anche le sfide, ti faccio sentire un po' di cose italiane nuove, volevo sapere che cosa ne pensi, però intanto dal disco tuo voglio suonare Serginio, grazie, Promessa, comincerei con questa. Promessa. Mancata. Il buon Enzo Dong. Un sogno, perché io molte volte ti ho detto perché non ricanti Promessa, non ricanti Promessa. Hai visto? Oh, tutto per magia poi. Ma che cosa meravigliosa. Ma poi sai la cosa bella, dopo 20 anni, giusti, 20 anni, perché quella è uscita nel 1900. L'hai fatta apposta? No, assolutamente no. Magia della musica. Ecco, scritta anche da Enzo Caradonna, tra l'altro. Esatto, del buon Caradonna. Del buon Caradonna. Grande Caradonna. Che ti ha dato poi all'inizio della carriera un sacco di canzoni. Mi ha dato il mio primo pezzo. Cioè non me la sa. Non me la sa. Come si fa senza non me la sa? Sì, è di Caradonna, questa qua è di Caradonna, mi ricordo insomma grandi ricordi di Enzo, insomma mi ha dato un bel po' di cose, poi lui di una semplicità unica, insomma a dare un pezzo che lui ci credeva fortemente. No, ci credeva, però sai qual è la storia? Che lui doveva partire per il militare. Esatto. E di conseguenza ti disse cantatela tu. Tu li hai cantati tu, tu li hai cantati tu. E io l'ho cantato, insomma, nella vita lo ci ringrazio. vuole culo, caro Ricciardi, e questa è stata una botta di mazzo, secondo me. Tortora, allora, figli e figliastra, si chiama così. Suoniamo presto perché sono tante le cose da fare. Suoniamo questa, Serginio, va, te senta. Eccola qua. Con Lucariello, questo qua, old school, meraviglioso. Di Lucariello cercate Cappotto di legno, che credo sia uno dei pezzi rappresentativi, che è un pezzo meraviglioso secondo me. Non parlo a chi del genere ne sa molto più di me, parlo a quelli che semmai del genere non conoscono moltissimo. Adesso singolo, perché credo sia il singolo dal disco Madama Blu, no? Madama Blu sì, è il singolo che sta girando mo per radio. Hai fatto un video? Sì, ho fatto un video. A Secondigliano? Esatto, nelle vele. Allora, ti potrei fare una domanda. Da Johnny Dama, che lo saluto. Senti, la faccio, ma non mi rispondere, perché mi vergogno quando dico cose del genere, perché la domanda è chi è sta Madama Blu? Non mi rispondere, perché è come chiedere che volevi dire in questa canzone. Non voglio fare questa figura di merda. Però Luigi, ti vedo qua, dobbiamo mandare il video. Tutto a posto, molto bene. Allora adesso ve lo facciamo vedere, il video realizzato a Secondigliano. Vuoi dire qualcosa del video? No, io voglio fare i complimenti per quanto riguarda il video a
a Johnny perché ha saputo trasmettere quello che io volevo dare alle Devo persone. dire che è un video senza fronzoli, cioè nel senso che mi piace il fatto Povero. che sia crudo, Crudo, perché povero. doveva, cioè quando entri a Secondigliano Ma io sono del ci sta parere, liscio, io sono del quello. parere che a Scampia puoi andare anche nelle vere puoi andare anche con l'iPhone. Sì, diventa sì, sì, tutto sì, magico. tutto a posto, infatti non ci vuole niente. No, Devo dire che in assolutamente. questo Johnny, si chiama Johnny? Johnny, yes. Si è stato gas. Allora, signori, se Luigi Turco è pronto, noi entriamo nel video di Franco Ricciardi, la canzone è Madama Blu, prego, teletrasportateci. Esatto, un disco bisogna mangiarselo Piano piano. Esatto. No, perché così scopri veramente Esatto. bene tutto, le impari a memoria, insomma, Ma poi le diventano sfumature. parte di te, insomma. Esatto. Poi è bello riascoltando sempre come un film, esempio io lo riscopro con Totò questa cosa qua. Sì. Con Totò io ogni qualvolta, esempio lo sto guardando in questo Sì, momento. perché insomma io sto giocando a fare la TV locale di Serie A, hai capito? Miseria e nobiltà, io l'ho visto, ma non lo so, 1 milione di volte. E ogni volta c'è E io ogni qualvolta ritrovo una battuta un nuova. particolare anche, certo. Ma quella è la bellezza. E io credo che anche nella musica sia così, che in ogni pezzo tu più lo ascolti, più avverti delle sfumature, dei suoni che in primis non ti arrivano. Non ti arrivano, Ti arriva la musica, ti arriva il testo, il capotesto. Che te voglio dire. Allora, senti, prima di giocare a fare la sfida stile Sì. Maria De Filippi, tanto Vai. c'è anche Gino Da Vinci al pianoforte, per cui insomma io vi propongo delle cose italiane proprio uscite credo qualche giorno fa, Sì, bene. e voi rispondete da Napoli come cacchio vi pare, Va come bene, meglio perfetto, ecco. perfetto, Però volevo fare, visto che mi hai portato tanta fortuna con la storia Rupulman, allora vi spiego per chi non lo sapesse, eravamo da un'altra parte, in un'altra TV, lui venne da me, in quel periodo pubblicizzava un disco che si chiama Autobus, dove c'è dentro A Verità, che è insomma la canzone che ha ottenuto la nomination al David. Allora lui scherzando ci venne così, Sì, senza ma preparare guarda, niente, disse, tu senti parti da te, facciamo questo Esatto. a questo autobus, questa cosa che io poi ho chiamato Opulman, e mettiamoci dentro un po' di cantanti, un po' di addetti ai lavori, un po' di musicisti. Allora questa bomba è esplosa perché nell'ambiente è partito una In roba quel momento stesso iniziarono ad arrivare delle telefonate che dicevano perché non venisse? Mettimi in coppa Pullman pure a me Momo mi ha messo in coppa Pullman. e lì abbiamo capito, ok, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ora, Questa qua è arrivata sta io notizia. questa cosa poi piano piano l'ho trasformata, ok? Adesso sono arrivato al matrimonio. Ah, un matrimonio. Un matrimonio, perché insomma non mi voglio far mancare niente. Ma no. Allora, che cosa devi fare? Devi decidere tutto tu. Allora, Sì, devi allora, decidere dimmi. chi si sposa, Sì. la coppia di compari per lui e per lei, Ah. e poi ti dico piano piano i ruoli. Partiamo, come sempre, ci devi mettere musicisti, cantanti, addetti ai lavori, Ma il manager. matrimonio è fatto tutto È tutto dell'ambiente che bello. napoletano, Che per bello, cui che decidiamo, bello, che questo bello. è il matrimonio di Franco Ricciardi, chi Ok. si sposa? Allora, chi si sposa? Chi facciamo sposare? Sempre, Sempre quello che vuoi tu, puoi scegliere quelli che vuoi. Allora, facciamo sposare. Vorrei far sposare due poli opposti. Oh, poi mi sembra giusto, certo. È divertente. Pensaci, Esatto, ci sto pensando. Non mi viene difficile la sposa. La sposa, perché lo sposo già ce l'hai, l'hai No, pensato lo già? sposo sì, si può beccare perché sai, insomma, la musica è fatta più di uomini, cioè, Che di donne, beh certo, ci sono un sacco di fatto uomini. più di piuttosto che- uomini, esatto, che di donne. Donna non so da dove prendere, dal nostro, dal popolo o O da Posillipo. Esatto. Con a chi mangiavi come sposa? La sposa. Da Posillipo. La sposa. Allora, Chi facciamo? intanto cominciamo dallo sposo, se hai le idee chiare per lo sposo, dimmi lo sposo. Allora, io mettiamo veramente problemi per quanto riguarda la sposa. La sposa. Eccola qua. Chi è? L'ho trovata. Scusate, c'è il signore della macchinetta che si sta appiccicando a macchinetta. L'ho trovata. Prego, grazie. Monica Sernelli. E quindi Posillipo abbiamo Monica detto, Sernelli. il vomero alto, il vomero Monica alto. Che si Sernelli. sposa, mo qua devi fare attenzione perché io voglio uno sposo, sì, perché Monica voglio uno Sernelli. sposo carnale adesso, Esatto. carnale. perché- Monica Sernelli la facciamo sposare con Tommy Riccio. Ecco, Monica, perché un po' di carnalità nella vita tua, E poi Monica. gli vedete come vanno d'accordo. Monica, che Monica giustamente è tutta Monica, un grande però, saluto guarda- a Monica perché io la adoro. Sì, però può Lei- essere un'idea per Monica cominciare a fare le cover di Tommy Riccio. Io ti ci vedo cantare O Latitante. Ma già l'hanno So, fatta l'hanno la fatta, bella, però la non bella- Monica Sernelli. No, perché quella l'ha fatta,
l'ha fatta Pietra Montecorvino, ma la musica Ma che era Pietra Montecorvino già siamo... che era bellissima. Già siamo ad un ambiente affumicato. Esatto, molto affumicato. La mia grande amica. Cioè, pensa ma pensa a Pietra Montecorvino e Sergio Donati nella stessa stanza. Esatto. Che succede? Molto bene. Allora, il prete chi lo fa? Il prete lo facciamo fare, il prete per quanto riguarda gli sposi. Si sposano Tommy Riccio e Monica Sarnelli. Tommy Riccio e Monica Sarnelli li facciamo sposare da Mario Da Vinci. Non finisce più il Mario matrimonio, Da Vinci. e chi le parlo solista? Mario Da Vinci. Ma Mario Da Vinci lo vedi, Come insomma, me, è stile me. istituzionale, insomma, la persona che sa equilibrare bene Certo. i due lati, hai capito? Cercare di far andare d'accordo Monica e Tommy. e lo vedo Allora, un giusto mediatore. Ci vogliono due chierichetti accanto a Mario Da Vinci che siano anche fisicamente, insomma, facciano pensare a... I due chirichetti. Che si fanno pure, che si danno pure tra di loro. Ma sì, perché a un certo punto Mario Da Vinci parla, non se ne accorge. Già la per cui capite. se I due vanno pure chirichetti sono Tony Colombo e Rosario Miraggio. e Rosario Miraggio. I due chirichetti li mettiamo dall'altra parte. Bene. Esatto. Il Mario Da Vinci che sparte. Che sparta. Mentre Monica Sarnelli li guarda... Dice no, urgenza mia è meglio il tuo. Bene. Allora, i compari per Monica Sarnelli, chi li fa? Un uomo e una donna? Compari. Un uomo e una donna. Allora facciamo fare a Ida Rendano, Sì. Ida Rendano la Guamara. Con ci vuole un uomo? Ci vuole un uomo, facciamo Ida Rendano con Ida Rendano con Lucariello. Con Luca. Lucariello, faccio C'è il mondo sopra i due lì. mondi. Allora, questo per Monica Sarnelli, compari di Monica Sarnelli. Invece i compari di Tommy Riccio chi li fa? Due sempre, un uomo e una donna. Di Tommy Riccio lo facciamo fare. Di Tommy Riccio facciamo i due mettiamo. Ma ci vogliono due persone chic. Esatto. Secondo me ci vogliono due persone non di Posillipo, quasi Roma, quasi Roma. Esatto. Uno che sa difendere i Manetti Bros. Ecco, che mi sembra, guarda, è perfetto. I Manetti Bros. I Manetti Bros Perché sono loro perfetti. difendono a spatatrappa proprio Tutto quanto. quello Bene, che è la musica senti, napoletana. allora, visto che tu sei la testa di questo matrimonio, ci vuole qualcuno che faccia un po' il tuo braccio destro, che quindi sia un po' il tuo segretario o la tua segretaria, perché poi ci stiamo per trasferirci nel ristorante. Esatto. Vabbè, Allora, io o folletto. ma perché sempre un folletto? Un folletto. Poverino, quanta Ma lui ha responsabilità. questa mansione, allora mi fido. E siamo in una bella sala da cerimonia che poi Vai. ci dirai. Adesso ci vuole il maître. Il boss delle torte, Nandò, Antonio. minimo. Ci vuole attenzione, adesso ti sto Don per Antonio. chiedere 3 camerieri. Allora, il primo cameriere è quello più antico e lavora pochissimo. Il secondo cameriere è raccomandato. Il terzo cameriere è quello che si fa un culo così. Quindi Ok. il primo cameriere chi lo fa? Ma sempre parliamo... Sempre, Franco, stiamo sempre a Napoli, sempre quello Camera che sta. subisce... quello Il primo cameriere è un po' quello insomma, che sta lì perché ormai da anni fa questo mestiere. Da anni, allora mettiamo Gianni Sacco. Gianni Sacco, il secondo cameriere che è quello raccomandato. Quello là raccomandato, il raccomandato a chi possiamo... No, non è raccomandato, dai, ma poi non voglio poi che... Sì, ma qualcuno aspetta, possa- ma è raccomandato nel gioco, cioè è nel raccomandato gioco. è dal primo cameriere, non è, Quello là può essere anche una donna, Franco. Il raccomandato mettiamo Rocco, dai. Ant? Rocco Ant. Il terzo, il cameriere o la cameriera che si fa un culo così. che è quella che poi Esatto. sono quello che lavora di più. Esatto, quella là che si fa un culo di... Chi si fa il culo così in mamma questa sala In questa sala, quello là che si fa un culo così... per il matrimonio di Monica Sarnelli e Tommy Riccio. Monica, come te vedo? Mettiamo a Maria. Chi Maria? Maria Nazionale. Ma dai Franco, ma come la terzo cameriere che si fa un culo così? Ma È stato fatto, perché qua questa parte ti va tutto quanto bene. Inizia a farti un po' il culo. Allora,
Ma adesso arriviamo a insomma, come dire, tutto bene, fatti il culo, come se non No, inteso, hai capito? Quando ha lavorato poi- tanto, ma perciò inizia di nuovo a ricevere di nuovo quell'ebbrezza del rimettiti nel cielo, capito? Inteso questa cosa qua. cambia l'aria Io intorno però a te. sono uno, io Sì, sono sì, uno sì. che dalla mattina alla sera questo faccio, sgobbo dalla mattina alla sera Lo saccio. per il lavoro. Ma lo so benissimo, Esatto, ma lo so esatto. benissimo. Allora Allora, in voler bene alle persone. questa senti un po', cosa ci qua. vogliono 3 cantanti, gli unici 3 cantanti che canteranno al matrimonio di Monica Sarnelli e Tommy Riccio, saranno gli unici a cantare, 3, 3 cantanti, che fanno un'ora a testa. un'ora a testa. Un'ora è proprio una fatto pesante. Ecco. Allora, Monica, tu non canti al matrimonio tuo, ecco perché dico. Allora, il primo artista che si esibisce è Mauro Nardi. Mauro Nardi, il Mauro secondo. Nardi. Il secondo è... Ah, me li stai dando in uscita, in un Sì, ordine sì, di uscita? Ah, bene, allora il secondo Mauro è... Nardi è il primo, il secondo che si esibisce è... chi mettiamo come secondo artista? Sempre napoletano, sempre Napoli, Sempre parliamo, Napoli. Solo Napoli. Napoli come secondo artista... mettiamo Clementino. Clementino per il semplice fatto perché sa di pomeriggio lui è bello e Sì, è mi colorato. piace, insomma, Allora, chi come chiude il matrimonio invece? giustamente mettiamo, Chi mettiamo? il Finizio, dai. Mettiamo Dai, Finizio. Finizio più Dopo Clementino. no, giusto per capire Mauro di Nardi, appacificare un po' gli Clementino animi. e Finizio. Abbiamo messo tutto. Mauro. Abbiamo messo Pomigliano, Ububer, abbiamo Piazza chiuso un po'. Dante. Abbiamo chiuso un po' il Senti, il parcheggiatore chi lo fa? Il parcheggiatore è uno che insomma, deve essere il tipo che fa tutte le cose giuste. E chi è? Che è tutto ben precisino. Il precisino. Ci vuole uno precisino. Ecco. Perché ti dà i posti, ti assegna i Ma posti, c'è ti dà qualcuno- mettere sì. E chi ci sta precisino nell'ambiente di precisino? Ma sai, non lo so. Mi posso mettere a guardare io in macchina? Ah sì. Sì, mi metti a guardare, se no tutti quanti dicono, oh come mi faccio parcheggiare? Ma sotto solo. Senti, allora siamo quasi in chiusura. 2 cose importanti mi devi dire. La bomboniera, che forma ha? Cioè che bomboniera è per il matrimonio di Monica Sarnelli e Tommy? Perché ci vuole una bomboniera un po' e un po'. Esatto. Hai capito? Io farei come cognizione di cose il tatuaggio che io ho sulla gamba. Cioè, sinistra. parla, spiegami. Io metterei le torri gemelle, Sì. le torri gemelle con la villa di Scampia. Con la vera ma voglio sapere di plastica, di porcellana, di resina, di No, cristallo. porcellana deve rappresentare in tutti Proprio porcellana sì. old style, Esatto. a Capodimonte. Bellissimo. Dove li mandiamo in viaggio di nozze che paghi tu, chiaramente? Allora, in viaggio di nozze io li mando, la cosa bella da scoprire. Sì, ma ci vuole sempre un posto un po' e un po'. Esatto. Perché se è un posto troppo chic, Tommy, dopo un'ora se ne va. Esatto. Allora, tra Ucceria a Palermo Sì. e Venezia. E Venezia. Cioè, partono da Parte Ucceria. da Ucceria fanno E i finiscono 25 sulla giorni. gondola. Esatto, e si fanno il giro. Ma secondo te, Monica Sarnelli e Tommy Riccio, seduti in questa meravigliosa gondola, che si diranno, Franco? Ma io mi auguro delle bellissime cose, ci saranno anche dei punti di incontro tra di Tu loro. lo sai fare, io voglio fare, scusa, entriamo un attimo, facciamo un gioco di ruoli. Io divento Monica Sarnelli Esatto. e tu diventi Tommy Riccio. Tommy. Ok? Proviamo, siamo sulla gondola. Tesoro, Si basta una bussata ai porte e noi ce ne fuimo la coppa porca. Basta una bussata di marinare e noi ce ne fuimo. entriamo nel disco di Franco Ricciardi e suoniamo l'ultima traccia del disco, si chiama Woman. Adesso tra poco le sfide, però volevo leggere un po' di cose. Aspetta che non ci sei. Adesso Stavamo guardando delle cose sul mio shell. Oh. Dell'incontro che facemmo perché ci incontrammo poco tempo fa con Rocco. Tu sarai, mi hai detto prima una Sì, cosa, una data quando? esatto, il 21 maggio sarò ospite da Rocco Hunt, anzi approfitto per invitare tutta Napoli perché poi l'ingresso è free, il 21 maggio all'Arenile di Bagnoli.
Allora, Francesco da Caivano, vorrei ascoltare Ricciardi con Rocco Hunt, poi Franco, la tua musica è vita, sei un artista nato, la musica la tieni nel sangue, mi dedichi un brano e un saluto rispettabile per le vostre famiglie, grazie da Dora. Poi Franco, sono Diego da Napoli, sei l'idolo della musica napoletana, mi canti Treno, Bezos, sono Teresa da Quarto, sei unico, Franco, sono Daniela, potresti dedicare alla mia mamma Marisa Madama Blu, manda un bacio alla mamma Marisa, la mamma. Un bacione forte. Morena, un bacio fortissimo, il mitico Franco Ricciardi, poi Franco sei il mio idolo, baci Roberto Brigante. Allora, il tempo per il tuo sex appeal si è fermato. Franco, parla del tuo sex appeal. Tu ci fai caso al tuo sex appeal quando ti guardi nello specchio? Lo riconosci? Ci parli? A volte non mi riconosco neanche, a volte mi sono pure salutato. Molto bene. Mi guardo nello specchio e dico ciao. Allora, qui si gioca, adesso guarda, mi divento Maria De Filippi e facciamo le sfide. Allora le sfide. ti spiego. Io ti metto un po'. Franco, ti spiego io. Ecco, prego, spiega tu. No, ti spiego io, manda la canzone. Allora, io ti suono un po' di musica italiana. Un Rispondiamo minuto per le canzoni. e voi rispondete da Napoli, come vi pare. Napoli versus l'Italia o l'Italia versus Napoli. Partirei con Caparezza. Eccolo qua. Questo è il nuovo e si chiama Non me lo posso permettere. Andiamo nel Salentino. Nella tradizione del Salentino noi non possiamo che rispondere in questo modo. Sì, prego. Io non capisco che poi che succede a quella casa vera, non si vede, non si vede, non si vede. È nata una creatura, è nata nera, chiamamo giri, sì signore, chiamamo giri, sì signore, chiamamo giri. E vado giri se vado giri se vado a mangiare una cucina, lo fa e signori ne caprichina fanno amore che marrucchini sa potre lanze e signori che pazzano American Express rammodo che paghi prezzo o si nome Napoli si mette in mano a Rovoi American Pissanda American Pissanda American Pissanda American Pissanda rispondere che è la nostra tradizione. Allora, adesso restiamo sempre in qualche modo nel tuo mondo. Mondo Marcio. Sì. Allora, Mondo Marcio ha realizzato un disco dedicato a Mina che si chiama Nella bocca della tigre. Cioè, che cosa ha fatto? Ha preso una serie di canzoni di Mina nella versione originale, ha campionato la voce di Mina e ci ha fatto lui delle canzoni intorno. Saluto Liberati perché altrimenti resta con quella manella con mio papà tutto tempo. Fin quando, ecco. Allora, a proposito di Mondo Marcio, c'è una vecchia canzone di Mina degli anni 60 che si chiama Un bacio è troppo poco. Ascoltate, prego Serginio. C'è una Massimiliano Pani, perché non è possibile prendere i dischi di Mina e farne quello che si vuole, no? Noi rispondiamo così con lo stesso gruppo, poi vogliamo restare sullo stesso time. Tramonta lui e noi per recitare l'ultima scena stiamo mano a mano senza che lo coraggio fammi quello che vuoi indifferentemente tanto sai ci sono per te non so più niente e da questo non aspettare mano se non mi giri non ti dico niente. Grandi. Rispondiamo sullo stesso time. Ma andiamo avanti. Io dico sempre della musica neomelodica. Qual è la musica neomelodica che si riconosce immediatamente dai testi? Quando entra molto nei dettagli, cioè quando ti spiega passo passo tutta la tua giornata. Allora, è uscito il nuovo disco di Cesare Cremonini, che con la musica neomelodica, con i testi neomelodici non c'entra granché. Però nel disco trovate una canzone che si chiama Io e Anna. Adesso è bello, sarebbe il caso di trovarla, ma non la trovo. Ecco. Io
Lucia. Ma che metto io e Lucia, che oggi parlate di Cesare Cremonini, leggi Cesare Cremonini, eccolo qua, io e Anna, Sergino, grazie. Tutto questa perché ve l'ho spiegato prima, Questa qua la devo cantare, il pezzo di Cremonini si chiama Io e Anna e adesso da Napoli Franco Ricciardi Gigino. e Gigino. E lui non la può cantare per il semplice fatto che vi dico pure perché, non lo capirete. Diventare polvere. C'è Cremonini che vuole spuntare sotto, e vabbè, succede. Cremonini, state zitti, sanno a sfidare. Non ti voglio raccontare una brutta verità, ma stasera io cuore mio che da chiagnare per scegliere. Ma grida, ma pure sto male gelosia, però venata femmina. Sti vasi sono cucini, lo giuro che non so più. Chi la cercata sempre quando non sapevo niente. E mo che non fa, la verità, ma chiaro. Sti vasi sono cucini, tu giuro che so chi. La cercata sempre quando non sapevo niente. Allora, mi dispiace per Cremonini, ma la sfida è a schiattare. Chiudiamo la sfida con, allora, Fiorella Mannoia nell'ultimo periodo si è presa un bel po' di polemiche perché Moreno, che fa parte di Amici, Moreno, insomma, Moreno, insomma, sapete tutti che... abbiamo anche noi. Certo, insomma, ha fatto un duetto con... Marilio Vere però, Esatto. con Fiorella Mannoia, e che insomma cantante intellettuale, insomma, e robe varie. E chiaramente sulla sua pagina di Facebook le hanno scritto alla Mannoia di tutte le macum, ti vieta cantare con Moreno, insomma. La risposta della Mannoia è stata: ascoltate prima di giudicare. Allora, il pezzo si chiama Sempre sarai. Serginio, probabilmente il pezzo parte alto, non lo so, prova un po', aspetta che non parte niente, prova adesso. Fiorella Mannoia ha una grande capacità, può cantare qualsiasi cosa, alla fine diventa sempre una canzone di Fiorella Mannoia. Potrebbe anche cantare con Gianni Sacco e non è, senza nulla togliere a Gianni Sacco, però se cantasse con Fiorella Mannoia sarebbe sempre una canzone di Fiorella Mannoia, sempre quello che le donne non dicono. Esatto, sempre. Da Napoli, Franco e Gigino, grazie. Come si fa a da dormiendo all'anima capo si tu non scende con non lo può sapere, no. Come si fa a dare soltanto male che ci sta e poi lascia sto cuore sulla mia vita. Fiorella, ma vieni a trovare. Bravi veramente, grazie soprattutto ad entrambi, grazie. Adesso entriamo, se Luigi Turco è pronto, abbiamo parlato della nomination al David di Donatello, ci sono 5 canzoni, sei canzoni in nomination, 2 sono napoletane, ricordami l'altra? I Foia, molto bene, poi c'è questa canzone di come si chiama? Amalia si chiama. Amalia. E poi c'è La Verità. La Verità, e poi ci sono altre quattro canzoni. Io dico questo, per me la vittoria già è stata questa qua, il fatto di essere in nomination. Ti pare poco? Poi insomma viene anche la vittoria, ti lascio immaginare, sarà una cosa bellissima, però io già la prendo così, mi sto godendo la vittoria, perché per me è questa la vittoria, essere stato nominato nelle canzoni originali per quanto riguarda il film italiano. Essere nominato per me è veramente punto d'orgoglio. Niente, il 10 giugno sarà, quello mi sembra che è in diretta su Rai 1. Sì. Niente, incrociamo le dita, si dice la verità e faccio come Benigni, saglia proprio per coppi. Non lo dici, no, poi dopo non è una sorpresa, non fai come Sofia che chiama, nel caso in cui dovessi vincere, tu che chiameresti lì? Chi cominceresti a chiamare? Il primo nome che faresti? Qual è? Insomma? Mamma. Insomma, entriamo nel video di Franco Ricciardi. A Verità, prego Luigi Turco, la televisione la fai tu in questo momento.
Ricciardi, la canzone A Verità, nomination al David di Donatello, sì, dicevi? I vecchi fumatori. Lo so, Ogni insomma, tanto andiamo. non si fa, non Pensa si che fa, Serginio fa come si faceva a scuola, si nasconde per non farsi trovare. Infatti da domani posso andare in bagno? Da domani ti devo mettere la lavagna, Serginio, così ti puoi nascondere. No, ma c'ho una lavagna. Allora, Franco, siamo Carmela e Laura, dall'8G. Sei un grande, sei un mito, in poche parole, sei un mostro, troppo russo. Grazie. Ti voglio bene. Poi sono Anna dalla 167, Franco sei grande. Mi potresti dedicare treno mi potresti dedicare treno, un bacio a te e a Gino. Poi Franco, è bello rivederti in questa bella trasmissione, complimenti a tutti, Franco sei unico, un brano a piacere Maria da Napoli. Poi è sempre bello quando ti vedo, sempre unico, canti anche alle 3 di notte e tutti cantano, ballano con te. Grande Franco, mi puoi cantare signora un po', bella signora un po' a cappella, chiede, bella signora. Davide sempre scombinato, un po' signora, un po' puttana, un corpo all'asta a caro prezzo, niente amore, solo sesso. Niente amore e solo sesso. Allora dobbiamo fare due cose importanti. Innanzitutto mettere in onda la canzone con Rocco Hunt, perché insomma è tra le più richieste. Lo sapevi? Te ne sei già accorto? Serginio, cursore, grazie. E soprattutto nel momento in cui, nella fase in cui le dice, mi viene in mente una vecchia canzone che faceva così e parte Ricciardi con Treno, che poi questa è una canzone nel DNA dei napoletani, secondo me. Bravo Rocco, Rocco. Perché veramente ha saputo carpire bene, bello, Senti, la stessa cosa anche prima per tutti di gli altri. salutarti, dobbiamo fare perché Chiara neomelodica che tu conoscerai, Esatto, mi sta veramente, allora, come non senti, puoi. lei ha una pagina su Facebook che si chiama Gossip Neomelodici. Allora adesso lo facciamo io e te in diretta. Allora facciamo un saluto per Gossip Neomelodici e per Chiara Neomelodica. Esatto. Aspetta, però fammi cliccare perché io non sono espertissimo. Mettete un po' che stai no, perché così viene morta. Gossip Neomelodici. Gossip Neomelodici, saluti poi a Chiara Neomelodica. Lo facciamo, siamo in diretta a farlo. Lo facciamo? Sì. Ci sono? Ci sei. Un super salutone per Gossip Neomelodici di Chiara Neomelodica. Ecco. Ciao bella. Ecco. Gossipiamoci. Bene, grazie, sì, troppo bella, veramente. Allora, adesso ci salutiamo, è stato bellissimo, ogni volta che ti incontro, veramente, è sempre bello. Partono sempre nuove fasi. Sì, divertimento, ma quello è alla base che ci divertiamo. Quando facciamo questo lo facciamo con divertimento e la gente arriva questo. Moltissimo. Poi vedi, stamattina hai dimostrato, perché c'è qualcuno che mi dice che io a rete sto bangheriella, va che sembra annanzi a rete, sentendo la musica. Hai fatto la stessa cosa anche tu, abbiamo consumato, perché ti viene naturale. Di viaggiare, di viaggiare con la musica. Io volevo lasciare il pubblico con un pezzo, se me lo permetti. Quale pezzo? Che è il pezzo che fa parte sempre di Figli e Figliastre. Lo dedico per il semplice fatto perché mi auguro che la vita tutti quanti la prendano come un grosso Luna Park. E approfitto per dire che allo stadio, io quando vado allo stadio, per me devo andare in una giostra, in un Luna Park, che sia così per tutti. No alla violenza, no la violenza negli stadi. Forza Ciro, noi siamo con te, appunto. Ho appena saputo ieri, c'è stata la notizia di Ciro che sta iniziando a respirare da e solo. la mamma tra l'altro è molto fiduciosa, dice Ciro camminerà, ce la farà. Ciro cammina e sicuramente ci a fare un bello giro e cammina. Grande Franco Ricciardi, è stato un piacere. Che sia un Luna Park per tutti. Acquistate Figli e Figliastre e dentro c'è anche questa canzone che si chiama Luna Park. Grazie Franco, ti voglio bene. Granatino. Grazie, ciao.